Siamo allo stato di massima allerta, siamo pronti ad adottare qualsiasi misura, anche quelle più straordinarie. Siamo preoccupati del fatto che comunque il contagio è arrivato vicino ai nostri confini, siamo già in Lombardia con 3 persone contagiate. L'emergenza è qui, è ora e preme ai confini del Veneto. Anche per questo il governatore Luca Zaia, guardando ai primi italiani contagiati in Lombardia, si dice pronto ad adottare misure drastiche che in parte ci sono già, si tratta di applicarle. Non c'è nulla da inventare perché le linee guida per la tutela della salute dei cittadini e per eventuali soluzioni drastiche ci sono e sono chiare. Bisogna evitare totalmente, anche qualora vi fosse la massima allerta, il contagio. Il contagio lo si evita semplicemente evitando il contatto con le persone contagiate, quindi circoscrivendo il nucleo, la comunità, come si dice scientificamente, la popolazione di persone contagiate. Isolamento quindi che lo stesso Ministero nella circolare diramata in queste ore ha confermato in 2 diverse modalità. Resta la quarantena fiduciaria, cioè su base volontaria per chi torna da un viaggio in Cina negli ultimi 14 giorni, a cui si aggiunge quella obbligatoria. Una nuova ordinanza che dispone il trattamento di isolamento, la quarantena obbligatoria per tutti coloro che sono venuti a contatto con le persone, con questi pazienti certificati positivi. Queste le misure emergenziali cui si aggiunge la corsa ai ripari della Federazione dei Medici di Medicina Generale. Prima di ricevere in studio pazienti con sintomi sospetti è necessario un triage telefonico. Tornando in Veneto, la Direzione Prevenzione della Regione ha emesso una nota di aggiornamento per tutte le strutture sanitarie dove evidenzia come finora il laboratorio di riferimento di Padova abbia effettuato 137 test per la conferma diagnostica, tutti risultati negativi, così come gli esami eseguiti sui 9 soggetti sospetti ricoverati che presentavano febbre al loro rientro dalla Cina. 77 invece i bambini in isolamento fiduciario, soprattutto di ritorno dal Capodanno cinese, misura che era stata chiesta dallo stesso Zaia a inizio emergenza con annesse accuse di razzismo. Mi piacerebbe anche che qualcuno magari rivedesse le dichiarazioni, in alcuni casi anche molto forti e offensive, fatte nei miei confronti proprio perché ho proposto l'isolamento fiduciario. E mentre continuano i controlli negli aeroporti veneti, a gettare un'ombra anche sui casi negativi è Giorgio Palù, ordinario di microbiologia all'Università di Padova, che conferma come sia possibile essere negativi al test anche dopo aver avuto un'infezione da coronavirus. Per Zaia l'allarme non conosce confini. Questo è un virus, è un cataclisma a livello internazionale, siamo preoccupati di quello che è poi il continente africano e della salvaguardia della tutela che poi delle tutele che si possono attivare in Africa rispetto alla salute dei cittadini e eventuali contagi.